Il FAI ha un grande valore aggiunto perché ha fatto una scelta importante. Non si è limitata a restaurare, recuperare dei beni che le sono stati donati, che altrimenti sarebbero andati perduti, ma facendo un lavoro anche diciamo educativo ha aperto, quindi tutti i beni del FAI sono fruibili dalle persone. Ecco perché anche a questo servono le giornate FAI, sono delle giornate di raccolta fondi e giornate di raccolta iscrizioni, il tutto proprio per garantire alle persone il mantenimento dei beni stupendi che il FAI possiede, tra castelli, abbazie, palazzi storici, parchi, tratti di costa e quant'altro, sul modello del National Trust inglese. Quindi chi è socio FAI la tessera la può spendere non soltanto in tutta Italia con sconti in più di 1000 posti, ma anche in Inghilterra in tutti i beni del National Trust inglese. Si entra con la tessera FAI gratuitamente. Catania risponde in modo entusiasta, cioè i catanesi ci seguono moltissimo, ci seguono in tutto, ci seguono negli incontri, nelle conversazioni, nelle conferenze, nelle passeggiate, nelle gite. Abbiamo molte volte il problema che non riusciamo, perché sono veramente tanti. Questo attesta la grande sete di cultura e anche la grande passione che hanno i catanesi. Poi voglio sottolineare che la giornata FAI, con questo connubio tra i giovani, i ragazzi delle scuole che studiano dei beni e in quell'occasione sono loro che spiegano agli adulti il bene, è un fatto educativo incredibile. A questo punto lo dico, devo dire da preside, perché molte volte i ragazzi imparano di più oppure si formano di più in queste esperienze che non sempre sui libri, fermo restando che i libri sono fondamentali, ecco. Con questa apertura straordinaria in occasione delle giornate del FAI, che sono un'iniziativa veramente importantissima per il nostro Paese, anche il Teatro Bellini ritorna a essere al centro di un'attenzione particolare del settore pubblico e dei privati. Noi ci auguriamo che grazie anche a questa apertura prosegua il percorso del Teatro Massimo Bellini di fare musica, di fare opera, di fare teatro, ma anche con attenzione a quella che è la propria storia. Con questa iniziativa del FAI, di cui siamo veramente contenti di attivare la collaborazione, speriamo che cresca questo amore e che consenta anche di recuperare le energie e le risorse necessarie per recuperarlo. Senza un'azione di recupero non ha senso neanche pensare di portare avanti progetti artistici, operistici, perché questo fa parte di un rinnovato interesse che dobbiamo trovare da parte dei cittadini, a cominciare dai giovani. Per questo abbiamo trovato con grande interesse anche la volontà di abbinare anche il San Giorgio. Il San Giorgio è un teatro di proprietà del Massimo Bellini, di inizio Novecento, molto importante per lo sviluppo della città. Si è fatto cinema, si è fatto teatro, sono fatte le avanguardie musicali, ma è rimasto chiuso tanti anni. Ha bisogno anche qui di interventi di recupero e restauro, ma insieme a questo noi ci impegniamo anche a riaprirlo facendo musica, spettacoli, attività che riportino i giovani a colloquiare di nuovo con uno spazio che è lo spazio di tutti. Noi collaboriamo con la Casa Verga, che in effetti è aperta, ma è poco conosciuta dalla cittadinanza, ed è anche per questo che ho partecipato con molto piacere, perché è importante che la cittadinanza conosca questo museo, questa Casa Museo Verga. Per tantissimi motivi, sembra stranissimo che sia così ignota, però questo può essere una prima spinta. Le scuole sono su Catania più di 25, con una media di partecipazione degli alunni di almeno 50
per istituto. Le scuole sono di ogni ordine e grado, quindi dall'elementare alla media, ai professionali, ai licei, scuole tutte statali o anche collegi con etichetta statale comunque. L'evento della giornata FAI di primavera quest'anno è il 25esimo, è forse l'evento più importante del FAI, e il progetto dei ciceroni, degli apprendisti ciceroni, è per noi che lavoriamo nelle scuole un progetto di grande valenza educativa e pedagogica. L'antica scuola di arti e mestieri doveva diventare un istituto industriale, parliamo di prima del Novecento, quindi il progresso e il futurismo, e si decise, si comprese anzi, che servivano ampi spazi, perché addirittura lì si fabbricavano locomotive, si fabbricavano aerei, e per cui venne acquistato l'ex convento Santa Maria di Gesù, che in quel periodo era un ospizio per i mendicanti, con tutto il terreno limitrofo. Questo fabbricato, che venne dato vuoto perché poi venne arredato con tutti i beni della chiesa successivamente, venne dato all'Archimede, che lì iniziò a costruire la propria piccola fabbrica, perché addirittura a quei tempi l'Archimede aveva proprio delle committenze. Pertanto questa particolarità ha sempre tratto in inganno coloro che sono entrati nella chiesa Santa Maria di Gesù, non comprendendo come mai non si potesse accedere al chiostro, e questo ha come dire, tolto la possibilità ai cittadini di conoscere questo bene prezioso, che è arricchito da affreschi che hanno un grande valore storico, anche perché c'è la raffigurazione del martirio di Sant'Agata, e per noi catanesi questo potrebbe essere anche una meta per il percorso agatino di febbraio, il 5 febbraio. Io ringrazio per questo FAI che ha acceso il riflettore su questo chiostro, perché la nostra intenzione è di aprirlo alla comunità e non di chiuderlo, perché è davvero un peccato che lo conoscano solo gli studenti e gli archimedei, cioè i docenti e gli studenti, e non lo possa conoscere Catania e in generale anche l'Italia. Io ho avuto il piacere di collaborare col FAI da quando sono arrivata in questa scuola, quindi da qualche anno, e aver trovato questa bella sinergia già in essere, in quanto proprio per il nostro indirizzo turistico, cioè di accoglienza turistica che abbiamo insieme all'enogastronomica e alla sala vendita, ovviamente siamo stati partner del FAI, ma in maniera attiva, in quanto collaboriamo sempre all'iniziativa, ai lavori e anche all'allestimento. Diciamo, per esempio, si è parlato dell'apertura della casa del mutilato. L'anno scorso siamo stati con i nostri ragazzi proprio ad allestire gli spazi per i visitatori, quindi per noi rappresenta questo un valore aggiunto per la rivalutazione del territorio, per l'architettura, ma anche per le coscienze giovanili, affinché tutelino il patrimonio culturale locale così come dovrebbe essere, ritenendolo loro e non degli altri. Le iscrizioni, le fidelizzazioni delle persone sono importanti. Per quale motivo? Il FAI restaura, recupera e rende fruibili dei beni proprio con i fondi che ricava dalle iscrizioni. Quindi per far questo pretende che nelle delegazioni ci siano dei beni aperti soltanto per gli iscritti o per chi si iscrive quel giorno. Noi, grazie alla disponibilità e alla sensibilità dei principi borghese, apriamo ancora una volta questo meraviglioso palazzo che non ha bisogno di alcuna presentazione, perché è sicuramente uno dei palazzi nobiliari più belli della città. Credo che converrebbe assolutamente un po' a tutti venirla a visitare e a vedere. Ci saranno delle visite guidate particolari, e credo che la scoperta di questo palazzo, che peraltro ha il giardino pensile, uno dei giardini pensili più belli della Sicilia, Queste stanze sono ricche di storia, ogni stanza è diversa dalle altre, è a tema. Abbiamo ad esempio questa stanza che è la stanza da pranzo,
che è rivestita interamente da cuoio e legno. Il cuoio perché? Perché aveva la peculiarità di assorbire gli odori, infatti lo troviamo sia in questa stanza, che è la stanza pranzo, ripeto, e la stanza del tabacco. All'ingresso c'è un'altra stanza rivestita di cuoio dove fumavano all'epoca i principi con i loro ospiti, il tabacco, i sigari. Poi abbiamo altre stanze che loro erano commercianti di seta, i Manganelli, erano grandi commercianti di seta, quindi non manca la seta nelle pareti delle altre stanze. Abbiamo bella la stanza delle dame, tutta rosa, sia le tende sia le sedute, tutte rose. Poi abbiamo altre stanze come la stanza Salone delle Feste. Il Salone delle Feste è anch'esso rivestito da pareti di seta, tendaggi di seta, e abbiamo la volta affrescata da Albellandi, che ha affrescato anche la cupola del Teatro Massimo, l'apoteosi del Bellini, l'apoteosi delle muse del Bellini. E basta che dire, abbiamo la stanza del biliardo, la stanza dei cavalieri, il giardino pensile, che è uno dei giardini più grandi e più belli della Sicilia, che si trova a un livello del secondo piano.